Benvenute e benvenuti su podcast One Word Italiano. Dopo il freddo, dopo la neve, dopo i buoni propositi, arriva una notte speciale a gennaio, la notte dei fuochi di Sant'Antonio. Chiara lo scopre per caso, leggendo un volantino nella sua scuola di italiano. Sant'Antonio, grande fuoco tradizionale, musica, dolci, vino nel cuore della Sardegna. Questa descrizione basta a Chiara per decidere di fare questa nuova esperienza, tutta sarda. Così, insieme a Naomi e ad alcuni compagni di classe, decidono in un pomeriggio di metà gennaio di prendere un piccolo autobus verso un paese dell'interno della Sardegna per vivere questa festa, questa magia, questo rituale molto importante. Dopo 2 ore di viaggio arrivano in un paesino circondato da montagne. C'è una piccola cascata al centro del paese, piccoli fiumi che lo attraversano e anche delle casette carine. Sembra il paesino delle fate, delle fiabe. L'aria profuma di legna raccolta nei giorni precedenti l'accensione del grande fuoco in onore di Sant'Antonio. Infatti, al centro della piazza c'è una montagna di rami e tronchi. È enorme, sembra un castello fatto di legno. Le persone arrivano piano piano in piazza. Ci sono delle donne con vestiti tradizionali sardi che portano cestini pieni di dolcetti fatti in casa. Altre persone portano bottiglie di vino. I bambini corrono intorno alla legna, molto contenti. I vecchi parlano seduti sulle panchine come se raccontassero i loro segreti. Insomma, tutto fa capire a Chiara che il paese si sta preparando per qualcosa di speciale. Quando il sole va via, arriva il buio e qualcuno accende una piccola torcia. C'è silenzio, un silenzio strano scende su questa piazza, poi una fiamma, poi un'altra. E all'improvviso il fuoco prende vita. Tutte le persone si sono raccolte in cerchio attorno al fuoco e lo osservano come in un momento di preghiera. Le fiamme salgono alte, sempre più alte, e scoppiettano. I volti delle persone sono illuminati e la notte diventa arancione. Chiara sente il calore sulla sua pelle, il freddo pungente dell'inverno si allontana. Chiara dice a voce alta: sembra un rito magico. Una signora vicino a lei le spiega: il rito del fuoco di Sant'Antonio ha origini molto antiche. Secondo la leggenda, lui donò il fuoco all'umanità, che fino ad allora era stata costretta a sopravvivere al freddo e al buio. L'accensione del fuoco si collega a questa leggenda, ma anche è un simbolo per il passaggio stagionale, il risveglio della primavera, il risveglio della natura. E soprattutto, la cosa più importante, la crescita delle piante coltivate. E poi, qui in Sardegna, è anche l'inizio del carnevale. Chiara si perde a guardare il fuoco e tra i suoi pensieri pensa all'arrivo a Cagliari, alla scuola, alle parole nuove, alla nostalgia, i momenti divertenti con la sua amica Naomi. Il fuoco è un simbolo di passaggio e di rinascita, proprio come la sua esperienza qui
in Sardegna. All'improvviso escono dei gruppi con delle maschere e dei vestiti tradizionali, unici, incredibili, e inizia la festa. Musica, danza, cibo. Chiara e Naomi allora passeggiano nel paese, assaggiano i dolci tipici fritti in strada, che sono i dolci tipici del carnevale. Bevono un buon bicchiere di vino rosso e si godono questa bellissima festa, questa bellissima esperienza che sembra fuori dal tempo. Oggi Chiara ha imparato tante nuove parole. Fuoco, fiamma che scalda e illumina. Sant'Antonio, santo legato al fuoco e alla tradizione. Carnevale, periodo di festa prima della Pasqua, della primavera. Rito, un gesto che ha un significato simbolico. Bruciare, distruggere con il fuoco. Frasi utili. Che bello questo fuoco. È una tradizione antica? Posso assaggiare questi dolci? Che atmosfera magica. Chiara arriva la sera e Chiara è tornata nella sua stanza. Ha i capelli che odorano di fumo, di legna, le guance caldissime. Apre il suo quaderno rosso e scrive: ho visto il fuoco trasformare il buio in luce, come l'inverno si trasformerà in primavera. E poi aggiunge: ogni festa è un nuovo inizio. In Sardegna l'inverno non si chiude in silenzio, anzi si accende con i fuochi di Sant'Antonio. Comincia il carnevale, il tempo delle maschere, delle feste, delle risate, delle trasformazioni. Nel prossimo episodio Chiara scoprirà un carnevale molto speciale, dove i costumi non sono allegri, ma misteriosi. Nel frattempo, anche tu accendi una piccola luce, lascia andare il passato e continua il tuo viaggio. Un saluto e a presto da Carla.